Le persone che abbiamo visto erano un target di pazienti anziani con problematiche di presbiacusia, qualcuno che ha lavorato nei rumori, quindi una tecnopatia, e anche pazienti con acufeni. 25 persone si sono sottoposte a screening auditivo, 14 sono state invece le visite senologiche effettuate grazie al dottor Rizzetto della Breast Unit dell'ULS 2 insieme alla LILT. 20 persone hanno partecipato allo screening della vista grazie alla disponibilità del centro ottico da Corà e sono oltre 100 a fine giornata le prestazioni gratuite erogate nella giornata della salute organizzata dal comune di Ponte di Piave. In campo anche l'Associazione Incontinenti Stomizzati del Veneto che raggruppa 8 associazioni locali. A Ponte di Piave c'era quella trevigiana. Tra le prestazioni erogate anche i check-up degli Amici del Cuore. Valsa la pena di aver fatto questo check-up solo anche per 2 persone che abbiamo trovato una glicemia altissima, un colesterolo molto alto, non nella stessa persona, e delle pressioni al di sopra 200 di pressione arteriosa. Persone che a causa del Covid avevano smesso di tenersi sotto controllo. Per l'occasione il municipio si è così trasformato in una sorta di cittadella della salute, in quello che è diventato un appuntamento fisso offerto alla cittadinanza di Ponte di Piave riproposto dopo le restrizioni sanitarie degli ultimi anni. Davvero in questa modalità credo che la popolazione di Ponte di Piave abbia potuto trovare una risposta nella prevenzione. Un'ulteriore iniziativa che partirà a breve sarà Ponte di Piave Longeva grazie ai nostri servizi sociali ed è quell'attività dedicata agli ultrasettantenni proprio per una prevenzione al decadimento cognitivo.